Che conclusioni possiamo fare dopo una giornata così? Che assolutamente serve lo stato di emergenza, che venga fatto il prima possibile, perché a questo poi riusciamo a mettere assieme i vari tasselli che vanno sia per i lavoratori dipendenti e sia per tutte le partite IVA, per fare un modo di avere un reddito. È naturale che questa può anche essere l'occasione, che la FLAI è da anni che lo sta denunciando, che visto che non si sta pescando, di trovare i fondi necessari per fare una dovuta manutenzione a quanto riguarda la sacca e le lagune, per far sì che con la dovuta manutenzione il granchio possa poi anche un po' alla volta andare a sparire, non trovando più terreno fertile, perché sappiamo perfettamente che è stata anche dopo giugno l'entrata in campo, diciamo, delle alghe in sacca. Guarda caso, dopo circa un mese è arrivato il granchio, dopo che c'era stata la moria. Mettere in sicurezza e mettere in manutenzione la sacca e le lagune vorrebbe anche dire, visto i risultati degli ultimi anni, che era una produzione che andava a diminuire, di far sì che ciò che viene seminato poi possa avere una buona produzione e quindi vantaggi anche economici per chi lavora.